Allora, la cena in rosa è arrivata al 4.0 da una mia idea appunto partita 4 anni fa. È un omaggio che noi facciamo al passaggio del Giro d'Italia e questa volta che finalmente arriverà il 17 ottobre noi siamo partiti proprio un mese prima dopo la conferenza stampa. Abbiamo fatto anche in collaborazione con Battivelli come Conegliano in Cima, perché io sono presidente dell'associazione Conegliano in Cima, abbiamo creato la mascherina del Giro d'Italia in collaborazione col patrocinio del comune di Conegliano, che sarà distribuita ai negozianti proprio il giorno del Giro d'Italia. È tanto bello rivedere la città vivere dopo quello che abbiamo passato e questo proprio è il primo evento dopo il Covid. È stato difficile metterlo in piedi, ma ce l'abbiamo fatta con piano di sicurezza, con tutte le linee guida del Covid, con la protezione civile che è sempre disponibile a darci una mano, col distanziamento, insomma ce l'abbiamo messa tutte e ci siamo arrivati. E questa sera veramente è l'inizio di un autunno ricco comunque anche di altri eventi che verranno fatti in città. L'importanza di questi eventi è fondamentale perché ci permettono di avvicinarci alla tappa e di parlare del nostro territorio. Quindi da adesso fino al 17 di ottobre saremo presenti come comitato di tappa a parecchi eventi sul territorio proprio per parlare di questa tappa. La sinergia con le associazioni è importantissima perché ci permette appunto di parlare di ciclismo, parlare di territorio grazie agli eventi che queste associazioni organizzano. Quindi io devo ringraziare veramente tutte le associazioni del territorio perché sono importantissime e ci permetteranno veramente di fare un grande lavoro. Allora, noi Grafiche Battivelli, che è un'azienda storica del territorio coneglianese, quest'anno facciamo 100 anni di storia e nel periodo di lockdown ci siamo rivisitati un attimo come azienda e abbiamo brevettato questa nuova mascherina che è in una carta filtro certificata FSC atossica virologica. Qui il virus del Covid non vive. Abbiamo brevettato inizialmente questa mascherina e l'abbiamo brevettata adesiva con un adesivo medicale, praticamente senza l'elastico. Da qua poi è nata l'idea di farle anche la versione con l'elastico e proponendo queste mascherine nel territorio abbiamo avuto questa occasione di proporle anche per la tappa Conegliano Valdobbiadene del Giro d'Italia.